ce la facciamo a uscire da questo problema. Impressionante il video trasmesso dalla TV giapponese che mostra come si diffonde il virus in una tavolata di amici al ristorante. Francesca Capovani. Immaginate di essere con i vostri familiari in crociera, è l'ora di cena e tutti sono nella sala ristorante di fronte al buffet. Immaginate anche che questa vernice trasparente sia in realtà la secrezione di un colpo di tosse nelle mani di una persona infetta ma senza sintomi, però già contagiosa. È un momento di relax, tutti si servono, è uno scambio di piatti, utensili, bottiglie. Poi, come in uno spettacolo teatrale, la luce si spegne e quella che era in realtà una vernice fluorescente diventa visibile al buio. Tra lo stupore dei presenti, il finto virus in 30 minuti si è diffuso tra tutti i 10 commensali, sul tavolo, sugli oggetti e persino sul viso di 3 di loro. Tutti hanno toccato le pinze al buffet, i manici delle caraffe e i distributori automatici. Un esperimento scioccante, quello condotto dalla TV giapponese NHK, che fa capire in modo semplice come dovremmo cambiare molte delle nostre abitudini nei luoghi chiusi. Ma dalla stessa TV giapponese arrivano anche dei suggerimenti. Mettendo i guanti, usando posate individuali, salviette igienizzanti, nessun avventore al buffet, una volta spente le luci, risulta contagiato. Spreco alimentare ridotto durante il lockdown.